Allora te la metti al contrario, perché una volta che tu c'hai la ferita, tu che fai? Questa te la tieni qua, che è il nostro punto e già parti, capito? Che già c'hai, se tu ce l'hai srotolata come ce l'hanno al contrario quando te la vendono così, quando te ti trovi male? Ti trovi scomodo. Quindi va rotolata al contrario, così poi facilmente. Se tu mi molla sta rotola un po' a cazzo, se tu ce l'hai così è più scomodo da fare il discorso, c'è più rischio che ti scappa dalle mani, capito? C'è più rischio che ti cade. Quindi ok, quindi noi ce l'apriamo, ce la prepariamo già dentro, ce la mettiamo già dentro la borsa aperta, ci metti nell'astichetto sempre quello qua e te lo tieni al contrario. Volendo possiamo anche farci già sulla parte finale un nodo, che sarà quello che poi ci servirà alla fine. Quindi possiamo già farci un nodo alla parte finale, già tenercela pronta con un nodo. Allora, come ha detto Davide, il punto questo qui, questo loop, serve per l'automedicazione, quindi se noi abbiamo una ferita che ne so, un braccio da solo, possiamo infilare il braccio, lo metti già diciamo da solo, però a parte l'automedicazione non ci serve a niente, se la maggior parte manco nota l'esistenza, diciamo giusto per metterci un braccio sulla ferita, ma giusto per fare un'automedicazione. Allora, quindi noi abbiamo questa parte qui, sarà la parte dove sta questo pezzo che dovrà fare pressione sul punto della ferita. Quindi quando noi lo pieghiamo, noi diciamo il nostro punto non deve essere questo, quello dove sta la breccia, dove sta la ferita, bensì questo deve essere il punto che deve stare sopra. Che è quello che fa pressione. Che è quello che dopo che fa pressione. Quindi noi abbiamo la ferita qua, lo mettiamo qua, quindi stiamo così, dopodiché ce lo srotoliamo. Che fai? Un giro di qua. Un giro di là, un giro di qua e vai sempre un pochino più lontano. Una volta che sei arrivato qua glielo passi dentro questa parte qui, ok? E poi dopo lo rigiri in maniera tale che questa parte qui, questa qui vada a fare pressione. Allora quindi ce l'hai dentro questa è la parte questa qua, quella che deve praticamente allargarsi e gli va a fare pressione poi qua, ok? E poi dopo tu glielo vai a mettere praticamente sopra. Una volta che tu gliel'hai messa tutta quanta, gliela fai passare dentro diciamo, ti fai un pertugio con un dito e te lo ripassi dentro. Ora te la faccio vedere meglio. L'importante è che quando tu la metti, che sei arrivato a un po' di giri, devi crearti lo spazio per farla passare bene, in questo caso gli era troppo stretta, deve essere più larga, e deve comunque sia andargli sopra alla ferita così. Quindi siamo così, abbiamo fatto il nodo, ce la mettiamo al contrario. Passa a mezzo. Mezzo. Passa a mezzo, così lasciato fare. Allora, il punto in cui noi giriamo è semplicemente quello in cui abbiamo la parte questa qui, vedi esatto, questa qui che gli va a fare pressione sopra, quindi questa con le dita ce la teniamo bella allargata e poi dopo ci passiamo sopra qui. E poi arrivati a questo punto, quando noi diciamo gli abbiamo fatto questo giro, diciamo il gioco lo fa tutta questa parte qua, quando tu sei arrivato qua, che ce l'hai rotolato, glielo fai passare allarghi bene con le dita e cerchi diciamo di tenere questa cazzo di maglia larga e gliela rigiri qua. Una volta che sei arrivato qua, gli fai un giro al contrario e glielo ripassi qua. Ah, fai proprio un cross, sì. Hai fatto un giro di coach.
e gliela ripassi sopra. Che stringe di più la tela. Esatto. E glielo rigiri. Poi arrivato qui, diciamo, ti crei il pertugio poi per dopo per fare il loop. Mo ancora un pochettino non è arrivato, però quando tu sei a finire praticamente la benda, che c'hai questo filo qua, questo è quello che poi ti serve per poi bloccarla. Mo hai moduto solo un altro pulsino quando sei quasi arrivato. E questo nodo è quello che ti fa in modo che quando tu hai fatto uno, facciamo quindi tu hai fatto, sei arrivato alla parte finale, quando sei arrivato quando sei arrivato qua, col dito che sei arrivato, devi passare questa parte. Quindi tu c'hai, diciamo, sto nodo che ti garantisce comunque questo non ti scappa, e in più c'hai comunque sia questo che ti funge, capito? C'hai una doppia sicura. Vai, proviamo a farlo tutti quanti. Comunque la cosa fondamentale è che tu quando lo metti c'hai questa parte qui che ti fa pressione sul punto della ferita. Lo sentite un pochetto stretto? Vai boss, nodo alla fine. La turbina quella non sono del PCF, Quindi io la trovo. esatto, te la prepari così. Sì, esatto, te la mettiamo nella scheda. Sì, già da metti così. Però C'è la ferita e io giri, diciamo, io sono destro, quindi te la metti così. Ricordati che la parte quella che è questa, quella che devi ipotizziamo che la ferita sia un po' più esatto, il punto della ferita deve stare Danno al punto della ferita. Daniele, il punto della ferita, cioè non è un problema iniziale come basta che posizioni il primo giro, poi taglio a cross, secondo giro, gira, terzo giro, poi gli fa l'incrocio, poi gli entri dentro, ok, entra dentro, allarga, esatto. stronzo il greco. E mo adesso quando vai, aspetta, torna indietro un passaggio, quando prima di farla, torna un pochettino, gliela giri qua, arrivato a questo punto qua. La metti sotto. Ancora quando gli fai in giro, capito? E gli vai, gli là e gli fai il giro. È caricato il finito. Esatto, quando vedi che sei quando vedi che ti sta per finire, ti devi ficcare sto cazzo di dito per nodo. Dito. Bravo, esatto. Vedi come del comodo sto cazzo di nodo. Poi ovviamente se lo fai più grosso poi è meglio. Bravo. e poi quest'ultimo Questo te pezzo l'agganci lo aggancio. cazzo te pare pure qua. Posso anche fare così, Sì, sì, te l'agganci sulla parte questa qua. lo aggancio in questo modo. Esatto, bravo. Perfetto. Pure questa però Pure che ne so, fontana tu ricordi il tornichetto, lo porti in scena sicura e io comincio a fare il bendaggio serio e le altre cose. Poi vediamo pure le altre cose. sì, no, vabbè. Come cavi dalla scala? Dal 0 secondi. Sicuramente.
Io non ho capito, il tourniquet ogni quanto va allentato? Il tourniquet ogni quanto va allentato? Ogni 5-10 minuti devo allentarlo, il tourniquet, o no? Il tourniquet sì, gli fai mezzo giro. Mezzo giro ogni 5 minuti. Ok? Ma poi Sì, mezzo giro ogni 5 minuti. se il ventilato sta per Però diciamo il tuo ricordo, il tuo sistema è vedere quando sanguina. Io vedo che questo sta ritornando a sanguinare, gli faccio un giro e li stringo. Okay. ma dopo non te Considera ci sono stati casi in cui il tourniquet è stato lasciato americani per più di 6 ore e non ha provocato comunque necrosi del tessuto. Nel senso che se tu metti sto cazzo di tourniquet, l'importante è che tu gli salvi l'arte. Se poi dopo lo lasci per più tempo, però comunque gli hai bloccato l'emorragia, sti cazzi che gli hai dato necrosi col tessuto, l'importante è che l'hai mantenuto in vita, capito? però poi il braccio lo trovo. È la stessa cosa, solo che c'è più comodità infilarlo, capito? Esatto. Nel mio caso va tagliato. Perché tu quando. Perché questa Sì. è molto Cioè tu vedi va tagliata. diciamo tu non avendoci una mano, no? Tu poi ovviamente è badagliata. Avendoci una mano sola, questo ti tiene fermo il pezzo che poi dopo tu ti fai girare da solo, vedi? Ti tiene questo pezzo, è come se ci avessi la mano qua. Questo poi da solo.